è sabato 5 agosto, siamo in diretta con la speranza che questo segnale ci porti bene. Una tavola, ragazzi, è una tavola. La sera scende già, la notte impazzirà, in fondo gli occhi tuoi bruciano i miei. Vedete come sta il mare oggi, bellissimo. Immondizie che loro stanno, vedete, prendono ma non la raccolgono, e questo non va bene, e questo non va bene, e non va bene. Una scopa veloce, vedete quanto schifo. La bocca tua si accende, si accende. E allora, buongiorno, una buona giornata a tutti quanti voi. Buon sabato 5 agosto, mamma, ma siamo già al 5, caldo 28 gradi e 28 gradi e mezzo, eppure c'è gente che va a fare footing, tutto per prenotarsi il posto dove non si paga, giustamente. E niente signori, brutte notizie dall'Italia per quanto riguarda per chi c'è ancora dignità. Ciao! Per chi c'è ancora dignità, perché noi siamo un paese che abbiamo ancora dignità, gente che non può pagare gli stipendi e per dignità si ammazza, per dignità, cose che stanno succedendo da molti mesi, questa cosa, che c'è gente che non può più farcela a mantenere un'azienda, un negozio, una cosa, perché veramente qui stiamo veramente nella cacca totale, perché le tasse sono tantissime, i locali, gli affitti sono alti, un capannone alto a pagare il fitto, e allora uno non ce la fa, e nonostante tutto abbiamo ancora dignità, abbiamo quello che non hanno questi bastardi politici che pensano solo a prendersi gli stipendioni, perché qua ci giriamo attorno, ma il problema è proprio quello, perché l'Italia è la città più tassata del mondo, cioè neanche in America, che l'America è per 10 volte l'Italia, ci sono tante tasse, e stiamo nella cacca, Io
io sono solidale a quella persona che non so di che paese è, mi pare che di Ferrara. Uno si deve ammazzare perché non può pagare gli stipendi ai propri operai. Io veramente non ci credo ancora, non ci credo. Visto che Muriel venite con me. Sì, purtroppo è così, però parlavo di dignità, la dignità purtroppo è quella che è. La dignità, c'è gente che c'ha ancora il pudore nella faccia, visto che sta aperto, volevo farvi vedere questa bellissima veduta che a me mi fa impazzire, questa veduta. Vedete signori? Vedete? Bellissimo, bellissimo lì. Bellissimo. Il campanile e la cattedrale. E dicevo amici, veramente ti rendi conto che morire, lasciare la vita terrena per questi episodi ti deve far riflettere tantissimo, vi deve far riflettere tantissimo, perché ricordatevelo che a tutto c'è un conto da pagare, non pensate che finisce qua, non pensate, c'è problemi, purtroppo no? Devo andare via di qua. Anche la... E niente, ripeto, oggi mi sono svegliato con questo pensiero che va a questa persona che ha lasciato la vita per questo grosso problema, veramente grosso problema. E va bene. Eh sì, dai, ci fermiamo qua dal nostro mitico Eraclio, dal nostro papà, che ci vuole un sacco di bene, non un bene, un sacco di bene. A parlare al tuo diario dei progetti tuoi e quel biondino che avrai 16 anni. È proprio così, Giussi, è proprio così. Io dicevo proprio questo, che c'è gente che c'ha ancora dignità nella faccia, e c'è gente che nonostante è bastarda, è cattiva, e quella è la gente che va avanti in questo mondo di merda. È la verità, è la verità. È inutile che diciamo quello che non vorremmo dire, perché di sputtanare, io vorrei sputtanare tanta di quella gente che camba sulle spalle degli altri e sulle disgrazie degli altri, soprattutto sulle disgrazie, perché tutto il mondo gira sul business, dove ci sono i soldi. Cioè, io dico sempre che a volte ti rendi conto che il cancro per esempio, possibile che non l'hanno ancora scoperto, cioè dopo tutto quello, siamo andati sulla Luna e il cancro non lo sconvincono. Io sono straconvinto che quello è questione di business, come i motori ad acqua, a getto d'acqua che hanno fatto, però non glielo fanno fare perché la benzina costa tanto. Cioè, è tutto cioè, comandano loro. Ecco perché diciamo sempre le cazzate, però queste sono cose serie che nessuno prende in serie considerazioni. Poi noi siamo anche un popolo di comodisti, siamo molto comodi fino a quando stiamo bene noi.
fino a quando stiamo buoni, non pensiamo ai fatti nostri, è normale. Ciao Conce. E allora, ecco perché, tante cose, per esempio il bollo che non si dovrebbe pagare, il canone non si dovrebbe pagare, cioè lo Stato paga la multa, c'è una multa di 10.000 euro, 10 milioni di euro, perché fa pagare il canone, perché ne ingassa 21, allora 10, ne ingassano 11 e paghiamo la multa. E la stessa cosa è il bollo, la stessa cosa, perché se tu stai nella comunità europea, la comunità europea non si paga né il bollo e nel canone, però questi furbacchioni dice no, che poi te lo mettono anche sulla bolletta del telefono. Ecco perché dico io, ma cioè noi veramente quando questi parlano noi ci mettiamo a 90 gradi. Ecco perché mi fa incazzare tantissimo questa cosa. Beh ragazzi, vi auguro un buon sabato, un bene dell'anima che vi voglio, statevi bene, Barlit e Aveste. Sono un po' triste, è vero. Ciao.